Ma non è che sabato, è stato sempre là, ma è più. Tu hai dato proprio una dietro, a forza. Allora, ma scena. Non è mai. Ma scavolare la mano, ma più. Non è sposto. Scusa. Io ho visto il lavoro. Allora ci serve spazio per questo cambio di evra e una sedia per Pasquale che ci deve intonare. E mi dà posto di seggio poi. Una. Mi deve fare. Oh, Una. vabbè. Marchio, fallo! E che l'hai fatto tu? Sono castigliani e parte, devi fare la parte dell'uomo. Va bene, ho capito. Ah sì, però, oh, Marchio, fallo! Va bene, ho capito, ho capito. Allora, Marchion fa lui. Pasca, tu fa uscire. Fa uscire, Pasca, fa uscire. Sai. Pure il collo. Ma non come chiamo Pasquale, ma quando mi vedevo? Maronna. Pasca, scambi un po'. Fa uscire, Sai. No, ma non potessi fare il l'uomo. tu sei un padrone della cantina e sei abituato a comandare. E uscire con comando lo va. Sasa, tu fa uscire, io faccio, ora va. Uomo, tu al momento opportuno, vabbè, Faccio che le faccio fare. chiudimi sta partita. Facci sentire una musichetta classicheggiante, Pasca. Va bene, Pasqua, va bene, questo è perfetto. Allora, quando ti dico va, tu va. Quando noi parliamo, tu ti sto. Va bene? Va bene. Non può. Visto? Siamo pronti? Siamo pronti? Siamo pronti? Siamo pronti? Siamo pronti? Siamo pronti? Perché non posso ricevere. Siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti. Signor pronto. Vai a mangiare l'euro da un'altra parte. Quest'euro serve a me. Cavallo, non darmi fastidio. Io mangio dove voglio. Certo. Ma perché non te ne vai a mangiare l'euro? I denti piccolini e non ti posso muovere a capo. Cavallo, lasciami in pace. Io non me ne vado a capo. Animale maledetto. Si sta mangiando tutto l'euro. Sono passati 3 minuti. E i mormori di fame. E pure i piccirilli miei. Certo. Per piacere. Basta il suonato fame. I tempi piccirilli miei, il mondo di fame. Cavallo, se non te ne vai, ti rompo una cornata. Ne è cornuto! Stava a te! Se non te ne vai a casa faccio le che ti succede! Cornuta a me. Oh, ma fai ridere, ma fai. Fammi vedere se non ce la fai mancato te ne a letto. Faccio vedere. Oh, faccio vedere. Uomo! Uomo! Cosa vuoi da me? Devi aiutare. C'è sta lucerva malefica che sta distruggendo a me e tutta la famiglia mia. Uomo, tu che sia così forte, aiuta. Cavallo. Si aiuta tu a me. Che mi fai? E che mi dai? Tutti quelli che vuoi, abbasti che mi sa. Proprio tutto. Tutto.
E adesso, da questo momento, chinati! Tu sarai il mio chinati! Giù! Giù! Tu sarai il mio servo! Ah! Cammina! Ah! Cammina! E mi complimento pure per Pasquale. Hai capito fatto? Si ti mette sotto la protezione di un tiranno, pierde la libertà. Sa, però si può interpretare pure in un'altra maniera. Chi lo cavallo mettendosi sotto ha trovato un magnato. Tu che lo dici, tu vuoi te fammi, gli sta seccia, o la libertà, o papà la mano meglio, o la libertà o una pagnotta. Vedete, voi avete usato due denti diversi. E cosa cagnano a seconda della dente che si usa. E più forte usano una dente e capiscono fatte una mano. Il più debole usano un'altra dente e capiscono fatte un'altra maniera. Per esempio nella maniera di Marchiotto, cioè che con l'onco un coppa e spalle o cavallo ti assicura un magnato. Sono quelli che tengono più fame e quindi sono i più deboli. Sì, però in questo fatto, no? O poeta che significato? Proprio vero, ci voleva dato. Ma che o poeta non dà significato le parole. O poeta come solo non fa. Poi ognuno degli come vuole, a seconda della propria condizione. Beh, è bello questo fatto, ma mi stai facendo pensare. Che sia la parola si tegna, sia la persona si tegna, sia il fatto si tegna, sia il mondo si tegna. Ma sembra che niente o è, che tutto è un equivoco e che cambiamo niente annunziato. Per esempio, vedete, c'è sta cavalla, non stritte di cintura, non capo che stitica, non usa caciuva, non cedra senza zucchero. Uno che darà un pare zuccolata piuttosto che non vive di cosa, che da 100 morsa non fa zucchero, che non caga mai per non mangiare. Ma se si ripassa che sta dentro, la gente lo considera non mi risparmia. A te, che non scialà, non buono me cazzo, che non fa carina mullicandela. Insomma, è stimata o me un passo, e invece è un me da. Sì, allora non sta attento, non si può mai sapere cosa come si. E chi potrebbe mai sperare? Ci vorrebbero 1000 anni, una vasta arena lingua e via. Può fare quello che vuoi, giustamente la fa, se cagnano i colori e il buffone è un allegro che diverte la gente. O spione, un uomo che conosce il mondo, un bruglione, un ingegnoso, o sfruttatore, un uomo che sa vivere, l'adulatore, un uomo accorto e attento, a cortigiana, una donna cortese di gran portamento, ignorante, un uomo del popolo semplice e da bene. Ecco qua. Allora, il vino nuovo, i taralli caldi, spero siano di vostro gradimento. Come potrebbe essere altrimenti portare da voi, signorina Concettina? Ma che belli ricci! prima l'uomo ci vuoi riccio, lui si arriva. C'è da un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Perché ogni riccia te la da un capriccio, la donna riccia non la voglio, no, la donna riccia non la voglio. È una signorina Concettina, è anche vero, una mia dipendente. Hanno pigliato troppa urina. Signor Sasà, ma quelli vostri amici scherzano. E poi sono anche simpatici. Bobbi Sasà, siamo anche simpatici. E mettetelo un po' che sta bene. Sasà,
bene. Certo, Sasà, io voglio bene, come un fratello maggiore. Come un fratello maggiore, è meglio che fosse stata sì. Dai, piuttosto proviamo che l'hanno fatto, o fatti i neroni. Chi lo piace contare anche io? Cosa date che sto grosso? Dice chi la so, Dai, dice... guarda, ci ha fatto capire così buono. Che se io come no, Sasa, faccio tu la ricetta. No, ma sì. Sicurissimo, a preparare la scena da ceppa. Se tu si dai, d'accordo? E prima la macchina. Da ceppa. Allora, tu guarda, La prepariamo... Prepariamo. Vediamo un po' le sedie. Vamos a studiare l'acca. Vediamo questa. Primo da vacca, guarda una pizzeggiata, La vistaggia. guarda una pizzeggiata. Allora, questa cantina che prima si è tenuta in chiesa, poi si è tenuta di campo di Evera, adesso diventa la reggia di Nerone, il re Nerone. Allora, Pascal, questo con mocca, mettiamo benissimo. Allora, questo con mocca è il pulpito dal quale Nerone arringava la folla. Voi tre, Pascal, la donna e Marchion fanno il popolo che mi adora. E buon appetito. Vai. A posto. Concettina, voi sarete la mia ancella. Allora, ricordatevi che da questo momento, siamo nell'antica Roma, tutta la scena è romanesca. Ammazzate così, no? I mortelli. I mortelli. Ferro. Guerra, sì, vamos. Allora, Concettina, andate fuori in cucina e mi portate 2 mesali lunghi, una corda, quella allora che usiamo per i fegatini, e una coppa. Che non sta sotto. È specie di Già. Dove sta Sannerone? Siete Massimo Sauro, però Mi devo tegnere dal re Nerone che comandava tutto il mondo. ma mica come te, che ti fai scala per stare con le mura. Un mesato. Un mesato. Date un momento. Angelo, mantello Bello di Nerone. sì, però Angelo, domani è così. quante ore sa? Può fare una pianta. Questa è la vestizione di congettine. La vestizione di congettine. Bene. Chi lei è cameriera così si Sasa, ma tu la... Signor Sasà, mi è toccato. La Roma non toccava. Io non apro i fotti. Hai composto. Non c'è degli obiettivi. Va bene? Va buono. Allora, Concettina, ora esci ed entra quando ti chiamo. Va buono? Va bene, prenderò no. Prenderò. Ancella! Porta una coppa di vino al tuo re Nerone. A Cesare! Che c'è? Te vanno ammazzato! Ma Te sei responsabile dell'incendio! ma chi t'ha detto? Ma hanno detto di là! Sono responsabile dell'incendio? Sì! Ma no, sono assicurato contro l'incendio. Parla al popolo! Parlo al popolo. Aspetta. Che emozione affrontare la turba. Quelli lì vanno i quattrini, vanno. Aspetta, ho un'idea.
Il popolo l'ho qui in pugno, guarda. 8, 7, 9, 6, porta l'altro mezzo litro che si rivede. 7, 6. Lo vedi? È il popolo quando lo fai giocare a bocca subito. 6, 6, 6. Stupido! Oh! Ignobile plebaglia! Così rincompensate i sacrifici fatti per voi? Ritiratevi, dimostratevi uomini e domani Roma rinascerà più bella e più superba che prima. Bravo! Grazie. Mi è piaciuta questa parola, prima. Il popolo, quando sente le parole difficili, si affeziona. Ora gliela ridico. Più bella e più superba che prima. Bravo! Più bella e più superba che prima. Bravo! Più bella e più superba. Bravo! Più bella. Bravo! Bella. Bravo! Grazie. Bravo! Sì. Bravo. Grazie! Bravo! Lo vedi? È il popolo quando Salvito di che sei bravo. Pure che non fai niente, sei sempre bravo. Guarda. Senta tu nonno. E mo con sta tenta di Nerone posso dire qualsiasi fesseria che mi credano. Voi vedete? Domani saranno fatte grandi distribuzioni di vino, di olio, di carta moschicida e di sesterzi. Eccomi a voi tutto d'un pezzo. Io vi darò tutto, basta che non domandate nulla. Ed ora battere, diletta ciurmaglia. Oh! Ave! Domani basta che mi tagli che sta tenta. Ed è così, cari amici, che ci prendono in giro da 2000 anni. Faccio rallegraci un po', che cioè, riposiamo un po', che mi fate una bella prova. Come questa cosa a uno, due, faccio una bella canzone, alla musica, tutto un po', rallegraci, faccio rallegraci. E poi mi passano le cose più importanti, quindi faccio... L'occhio brigante io sono in faccia, ogni figlio lo sappi, si vuole passare. La sigaretta a mo', la mandarina sacra, e se ne va a smangiarsi per tutta la città. O sarracina, bello aglio, o sarracina, tutte femmine vanno innamorare, e per le facce, e per le corna, salve favore, o sarracina, tutte femmine vanno innamorare. Mona bionda s'avvelena, mona bruna se ne mora, e veleno carabida, chi si ferma che ce fa. O sarracina, bello aglio, o sarracina, tutte femmine fanno innamorare. No, dici, No, non ti preoccupare. No, volevo dire che un anno fa te Nerone. Un anno fa te Nerone. Nerone voleva una Roma nuova e la distrusse con un incendio. Guarda, Urbo, sta vicino ai boschi, si spostano nei ciumi, si distruggono le montagne, quando vanno costruire strade, palazzi, città, non è cagnate niente. E Nerone ci stanno pure oggi.
mancano ancora tanto, ancora di più, mai tanto come il trovo tutto pare, una divisa, una tonta, la cravatta, un stategno, con mano. Ah, multi, che? No? Che ci mette? Che vuoi? Ti ricordi che è una multa? Quante volte si mettono là e dice questo non si fa, qua devi mettere un bollo, qua una firma, qua una multa, qua una tassa, cara Vitale, cara signor mio Vitale. Quindi a dire, quando c'è fatica vai via. E questo succede proprio a chi lo voglio. L'operaio, un po' io. E ci può dire certi di Lufatte che fu licenziato in quella grande fabbrica di automobili italiane, insomma, voi lo sapete, ho fatto io penso che mo hanno messo proprio in scena, si macchionava in scena magnato. È opportuno. Allora, allora, questa cantina che prima si è tenuta di chiesa, poi di Campo di Ebro, poi della Reggia di Nerone, adesso si segna dello studio di questo grande manager di questa grande fabbrica di automobili italiana. Quindi ci vuole uno studio, facciamo che questo è lo studio, mettiamo uno studio adesso e poi mettiamo di voi no, niente, è un po' zuzzuso, però. mettiamo la sedia dietro alla scrivania del grande manager, una sedia avanti e una dietro, mettiamo un'altra sedia, ecco il tuo tavolino, lo spostiamo un po' più fuori, un po' di pasta. E qua diciamo, qua c'è la scrivania del grande manager, qua c'è la scrivania della segretaria del grande manager. La segretaria, bella segretaria. Ma voi alla fantasia E allora, qua c'è una parete con una porta scorrevole perché così si usano. Qua, Marchio, tu fa Marchio. insomma, Marchio, tu non sei Marchio. come un zombie, stesso fa. Marchio, tu sei Marchio, no. Is o manager è Marchionne. Una bella differenza. Grande differenza. Allora, guarda, io ti ho portato questo un loverine no. E poi ti siedi dietro la scrivania. Sa, tu che sei così prestante, fai la guardia del corpo. Fai la guardia del corpo. Ti ho portato vi ho portato questa giacca, dentro vi trovate una cravatta, dentro vi trovate un auricolare, e indossate giacca, cravatta e auricolare e fate la guardia del corpo, perché la guardia del corpo sta sempre in contatto con la vigilanza per proteggere il grande manager e da Drego o grande manager. Signori Concetti, voi andate qua, andate, capacità la segretaria. Vi ho portato queste occhiali, perché questi occhiali, e poi vi ho portato queste scarpe con lo spillo, perché così si usa nelle grandi fabbriche. E indossato queste scarpe. Ecco qua. Ma forse lo
spille che pogne. Signore Concetti, ascoltate qua e sapete che le chiede a fare, per piacere. Allora, questa valigia, adesso mi chiedo alla segretaria, questa è la vostra agenda dove prendete gli appuntamenti, questa è la penna, va bene? Questo è il citofono con cui comunicate col manager e questo con questo il manager comunica con la segretaria. Fate una prova. Vabbè, fai una prova. Ecco, prendi. Avanti. No, io ma Non ci vedo sentire. Guarda che prende. Scuro. Veramente scuro. Prende. Ma o manager ricordate da presentare con L'operaio, con l'operaio, con il suo figlioletto, il suo manager, con il suo figlioletto Pasqualino, proprio perché la situazione era delicata. E allora come? Sì, Pasquale facesse Pasqualino. Ma quanti anni tenevo Pasquale? 11 anni. No, era brutto. Così era grosso. Facciamo. Piglio sto paniere. Perché ho messo, ma fa che ci mettiamo a ridere, quando facciamo sabato la rappresentazione. E aspetta per caso. Tu non ridi, tu non puoi proprio ridere. Concettino sta presente. Io mi sono portato sta gallotia. Che io faccio una dopo e al momento opportuno farò l'opera. Guarda. Siamo pronti? Guarda. C'era un operaio, tale Esposito Carmelo, in questa grande fabbrica di automobili italiane che teneva un problemino. Doveva fare ogni tanto la pipì. Per un problemino ai reni. Capo reparto, lo gridavo continuamente dicendo l'approfittatore sfaticato, la produzione più importante dei tuoi reni. Poi l'operaio si intimoriva, insomma, cercava di trattenersi, però non ce la facevo, io ogni tanto mi facevo pure sotto, perché io avevo reparto questo piccolo Nerone, disse adesso riferisco la cosa al grande manager. Andò a riferire la cosa al grande manager. Un grande manager appena sapete sto fatto, pensando solo al fatto che il salario che dava all'operaio doveva ritornare moltiplicato per 100, lui si alzò su due piedi, se non c'è niente da fare, poi l'accusa di fannullone. Esposito di Carmela cercò di andare a parlare con il grande manager per esporre le sue ragioni. Il grande manager, io non ricevo i fannulloni, do tempo da perdere. Però l'operaio insistette a tal punto che il manager fu costretto a riceverlo, nonostante lui era un democratico e Esposito allora che era un balbuziente, si presentò dal grande manager portando il suo figlioletto Pasqualino per cercare di muovere a compassione il grande manager e usò la sua balbuzie e anche inconsciamente disse quello che veramente pensava del grande manager. Insomma praticamente i fatti insomma, andarono così.
permesso? Avanti. Una che del bambino. Signori, ha cominciato lento. Buongiorno, dica. Io posso l'operai nell'appuntamento umano. Col dottor Marchionne. Perché? Vabbè, vediamo un poco. Dunque, lei è il signor Esposito Carmelo? E chi stai Pascale mio figlio, ne tengo una di 5? ragazzi. Va bene, vediamo se il dottor Marchionne è libero. Sì? Dottor Marchionne? Chi è? Qui c'è Esposito Carmelo, può entrare? Chi? L'operaio? L'operaio. Sì, Da l'operaio. me. Può entrare? Ma chi quel rompipalle? Vabbè, lo faccio entrare. Va bene. Scusi? Prego. Potete entrare. Grazie. Prego. E permesso? Buongiorno. Oh, che bel figlio! E tu poverino, non sa si capita così come faccio. E l'abbiamo drogato perché questa era proprio per sabato. No, iniziamo da qua. Prego, potete entrare. Prego, potete entrare. Prego. Buongiorno. Oh, che bel figlio. Papà! Come? Ho visto la scena Napoli come fatta, no? Facciamo una cosa, non l'avete a male, concettuino. Io vi voglio bene, però come assasato, io mi faccio. Come vuoi? Via. Adesso non mi torno, non la devo dare. Allora, dice, e tu? Io voglio tenere di Allora, qua? Come volete voi? Aspetta, non capire, ma lei buongiorno. Buongiorno. Prego, potete entrare. Scogli la papà. Il dottor Marchionne è libero, prego. Zitto! Che bello ragazzo, voglio dire. Che scuola fa? Guarda l'alimentare. Un po' di pelette. Vabbè. Non avere paura, vieni, che cosa vuoi? Che vuoi? Scusate, si sono venute cacando.